perché c'è una clausola, il governo Renzi dipende dai voti della Sudtirolo può spartare al Senato. Quindi il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia continuerà con il vecchio titolo quinto, la Sicilia, almeno lì stiamo parlando di regione, ma qui la Sicilia continuerà a essere blindata nel suo assistenzialismo demenziale, nei suoi sprechi, non si applicheranno i costi standard, capite? La Sicilia continuerà a non applicarsi la riforma, che si applicherà fino al consensuale riordino degli statuti, quindi loro non daranno mai consenso perché a loro conviene evidentemente, quindi la riforma avremo due velocità, una ricentralizzazione molto forte per tutte le regioni ordinarie e la protezione per le regioni speciali, compresa la Sicilia, E capite che questo andrà oltre le capacità, io l'ho detto nelle audizioni, questo va oltre le capacità di tenuta del sistema, perché il divario diventerà troppo forte, no? Probabilmente io penso che l'unica possibilità di difesa qui sia dire che il Veneto, l'articolo 116, diventa regione speciale e chiedere questa è l'unica possibilità. Il Veneto, anche la Lombardia, dovrebbero chiedere anche l'Emilia Romagna, dovrebbe anche la Toscana. Le regioni virtuose dovrebbero chiedere di essere messe nell'articolo 116 come regioni speciali. Sarebbe un vantaggio per tutti, perché sfasciare queste regioni vuol dire creare meno PIL, quindi avere anche meno risorse per la perequazione, quindi meno risorse per gli altri, per il sud, capite? Cioè questa sarebbe una soluzione che andrebbe bene a tutti, a vantaggio di tutti, sarebbe una cosa del genere. Evidentemente questo non si fa, si è, detto il governo Renzi dipende dalle, e poi chiudo, dipende dai voti della Sudtirolo post-Partai e sono sopravvalutati. Addirittura nel nuovo Senato federale Trento e Bolzano avranno 4 senatori e Trento aveva 5. Vedete? Perché sono sopravvalutati, proprio si capisce la rendita di l'altra cosa è, detto tutto questo ragionamento, evidentemente questa cosa è stata spinta sull'onda appunto degli scandali che sono stati a livello regionale, il Consiglio regionale del Lazio, il Fiorito, il Batman, eccetera eccetera, no? Però io dico, guardate che non è che il centralismo italiano, quindi ritorniamo al centro, ma stiamo attenti. Allora, noi abbiamo decentrato forti poteri alle regioni, grandi poteri abbiamo decentrato anche personali. Allora, se io riporto al centro, lo Stato è un po' dimagrito per questo. Se io ricentralizzo tutto, e guardate che non è un'operazione a costo zero, che di là cosa fanno? Il personale che è di là cosa fanno? Capite? E il personale dello Stato, allora dobbiamo ripotenziare il personale dello Stato? Ma siamo sicuri che il centralismo italiano è meglio di un decentramento? Siamo sicuri? Basta vedere, raccontavo sia Mauro che Flavio, quello che è successo ieri a Roma, con il Parlamento fino alle 6 di mattina a aspettare perché le burocrazie non si mettevano d'accordo per fare la stabilità. Basta guardare e ci viene il dubbio che il centralismo italiano, dove è successo quello che è successo, non sia forse quello francese, no? E quindi se ricentralizziamo non è che risolviamo i problemi. La logica dovrebbe essere una logica di geometria variabile, sia istituzionale. Non possiamo sempre continuare a fare tutto verbo un fascio. Col titolo quinto abbiamo dato gli stessi poteri alle regioni efficienti e a quelle che inefficienti. Quelle efficienti sono diventate più efficienti, quelle inefficienti sono diventate più inefficienti. Il divario nord-sud è stato enormemente incrementato dal titolo quinto. Ha tolto i controlli. Nei comuni della piana di Locri noi abbiamo tolto i controlli dello Stato, capite? Con la riforma del titolo quinto. È stata una follia totale. Devi distinguere, devi differenziare. Questa è l'unica logica possibile, la differenziazione. Ma proprio per fare il bene di quelle regioni, tu devi aiutarle con più Stato, non con meno Stato. In Germania, quando è venuta la riunificazione, l'Est è stato praticamente commissariato. Ogni land adottava dell'Ovest adottava un land dell'Est. Non è che hanno dato l'autonomia. L'esito dell'operazione italiana è stata che oggi il divario nord-sud, un divario così non c'è più in Europa. Dove c'era l'hanno superato, è rimasto solo in Italia. Ma perché l'abbiamo abbandonato? Abbiamo abbandonato il sud.
Invece il Sud andava aiutato con più Stati, non con più poteri alle regioni, togliendo i controlli. Questa è stata la follia istituzionale, quindi occorre una differenziazione a livello istituzionale. Probabilmente bisogna rivedere anche le dimensioni geografiche. Oggi non ha più senso un Molise che ha 300.000 abitanti e più piccolo di una provincia. La provincia di Cuneo è la più grande dell'Umbria, cioè non ha più senso. Le dimensioni delle regioni sono state disegnate sulle circoscrizioni provinciali nel 1948. Oggi non hanno più senso, bisogna rivedere. Tutta l'area adriatica potrebbe diventare un'unica macro regione, no? Di regioni piccolissime di quel tipo. Quindi c'è un grosso lavoro da fare, però ci troviamo sempre di fronte a questa mentalità che pratica appunto un centralismo cieco, senza fare distinzioni. Invece fare distinzioni, soprattutto in un momento di crisi, è una cosa fondamentale. Grazie. Grazie al professor Antonini per la sua veramente analisi impietosa sulla situazione del regionalismo italiano. Volevo salutare che ci ha raggiunto in sala intanto il senatore Gianni Fontana. Grazie. E adesso do la parola al vicepresidente del Parlamento della Baviera, Reinhold Bocklet, ospite straordinario. Lo ringrazio di essere qui e ci parlerà dell'esperienza del federalismo tedesco. A poche centinaia di chilometri vedremo come da secoli ormai è incardinato un'autonomia che si basa sui Länder, 16 Länder che hanno autonomia su tantissime materie, ma che vengono tenuti insieme da un forte Stato centrale che garantisce l'unità. Prego. Io saluto a tutti voi, mi scuso, io non parlo abbastanza italiano, devo parlare tedesco perciò. Was ich gerade vom Herrn Professor gehört habe, ist nicht ganz unähnlich der Situation in Deutschland. Wir haben in Deutschland allerdings eine bessere Stellung der Länder in der Verfassung. Le parole che ho appena sentito dal professore circa la situazione italiana in realtà non differiscono molto da quella che è anche la Germania. Tuttavia in Germania abbiamo una posizione migliore per quanto riguarda la regolamentazione ovvero il concetto di Länder sancito all'interno della nostra legge fondamentale. Im Grundgesetz im Artikel 79.3 steht bei uns, dass die Gliederung des Bundes in Länder Ewigkeitscharakter hat und daraus ist zu folgern, dass die Länder eine politische Substanz, eine kompetenzmäßige Substanz behalten müssen. Das heißt, so etwas wie jetzt der Professor geschildert hat, dass die Zentrale einfach Kompetenzen wegnehmen kann, würde schon bei uns am Bundesverfassungsgericht scheitern. In particolare l'articolo 79/3 della nostra Costituzione, la legge fondamentale, stabilisce proprio la suddivisione del nostro Stato, quindi con la figura del Bund, lo Stato federato e i Länder. I Länder, le regioni federali della Germania, hanno carattere eterno, cioè sono sancite a livello costituzionale con questo carattere eterno. Di conseguenza i Länder hanno in sé una cosiddetta sostanza politica che può essere mantenuta. Come ho sentito dal professore poco fa, se il centralismo in Italia può togliere eventualmente delle competenze alle regioni, ecco, questo non sarebbe assolutamente possibile da noi in Germania. Das
Zweite ist, dass die zweite Kammer im deutschen Parlament, nämlich der Bundesrat, also Italien der Senat, Deutschland Bundesrat, dass der Bundesrat die Vertretung der Landesregierungen ist und dass der Bundesrat, soweit es Kompetenzübertragungen von den Ländern auf den Bund betrifft oder Kompetenzen der Länder durch Bundesgesetze betroffen sind, in jedem Fall zustimmen muss. E poi un secondo punto riguarda la figura del Bundesrat in Germania, questo Consiglio federale. Il Bundesrat sostanzialmente raccoglie le rappresentanze dei governi regionali, quindi dei governi dei vari Länder. E il Bundesrat appunto regola anche tutte quelle che sono le competenze che possono essere trasferite da Länder a Bund, e in ogni caso serve sempre l'approvazione del Bundesrat per eventuali leggi. Trotzdem haben wir in Deutschland eine ähnliche Situation wie in Italien, was die Unterschiedlichkeit der Regionen in Italien und der Länder in Deutschland betrifft. Es gibt reiche und arme Länder. Ciononostante, anche in Germania possiamo dire di avere una situazione simile alla vostra per quanto riguarda la cosiddetta differenziazione tra regioni, per voi Länder, per noi. Anche in Germania ci sono Länder ricchi e Länder più poveri. Deswegen hatten wir in Deutschland in der Vergangenheit immer wieder eine Diskussion, die kommt auch jetzt wieder, Länder zusammenzulegen und damit sozusagen wirtschaftlich gleich starke Länder zu schaffen. Aber an der Tatsache, dass diese Länder natürlich Regierungen und Parlamente haben, scheitert so ein Versuch, der einzige Versuch, der nach der Wiedervereinigung gemacht worden ist, nämlich das Land Brandenburg und das Land Berlin zusammenzulegen. Wobei die beiden Parlamente dafür gestimmt haben, ist aber in der Volksabstimmung in Brandenburg gescheitert, weil die Brandenburger nicht für die Berliner mitzahlen wollten. Perciò anche in Germania si discute, ed è un tema anche attuale, quello di riunire Länder che possano presentare una forza politica, una forza economica più o meno simile, quindi questo movimento di creare dei raggruppamenti tra Länder di pari forza economica. Tuttavia ogni Land ha il proprio governo e il proprio Parlamento, perciò non sarebbe fattibile. C'è stato un unico tentativo dopo la riunificazione della Germania di creare questa sorta di unione tra due Länder, in particolare si trattava del Brandeburgo e di Berlino. I due parlamenti avevano anche votato a favore di questo accorpamento, di questa unione, ma il referendum invece ha avuto esito negativo, perché in realtà i cittadini del Brandeburgo non volevano accollarsi eventuali costi o spese dei cittadini facenti parte dell'area di Berlino. Wenn man die italienischen Regionen im Verfassungssystem Italien stärken wollte, dann müsste man den heutigen Senat in eine Vertretung der Regionen umwandeln, wo dann die Regierungen der Regionen dann über die Gesetze auf nationaler Ebene mitentscheiden können, die ihre Kompetenzen betreffen. Se si volesse effettivamente rafforzare il ruolo, la presenza delle regioni italiane a livello costituzionale, bisognerebbe creare una sorta di, avere un Senato con i rappresentanti delle regioni, cioè trasformare il Senato con presenza dei rappresentanti delle regioni.
Dass aber ein solches System, wie es in Deutschland ist, auch große Probleme beinhaltet, mögen Sie daran ersehen, dass der deutsche Föderalismus, der woanders immer so als Stück Vorbild angesehen wird, dazu geführt hat, dass von den über 70 Verfassungsänderungen in Deutschland rund 60 den Föderalismus betroffen haben. Comunque bisogna anche considerare che un sistema come quello vigente in Germania ha in sé anche delle problematiche e spesso il federalismo tedesco viene preso sì come modello, però tenete anche in considerazione che ci sono stati nel corso degli anni tutta una serie di emendamenti costituzionali, una settantina in generale di emendamenti costituzionali, e 60 di questi avevano proprio come oggetto il federalismo. Im Grunde gibt es zu diesem Thema, nämlich Verhältnis zwischen Zentralstaat und Einheiten, politischen Einheiten darunter, also regionalen Einheiten, keine endgültige Lösung. Es kann sich nach dem Ändern der Verhältnisse dann auch die Notwendigkeit ergeben, die Gesetze zu ändern. Ich sage Ihnen ein Beispiel in Deutschland. Wir haben vor 10 Jahren, hat der Freistaat Bayern auf Bundesebene durchgedrückt in einer Föderalismusreform, dass die Bundesebene, der Bund, nicht mehr die Länder in ihren Hochschulausgaben, in ihrer Hochschulpolitik beeinflussen darf, insoweit als er keine Gelder mehr an die Länder geben darf, sondern dass die Länder hier eigenständig die Hochschulen finanzieren können. Das ist als großer Fortschritt angepriesen worden. Jetzt, gestern, hat der Bundesrat wieder die Verfassung geändert und jetzt darf der Bund wieder die Hochschulen mitfinanzieren. Warum? Und da komme ich auf den Kern des Problems. Weil wir arme und reiche Länder haben und die Mehrzahl ist darauf angewiesen, dass der Bund ihnen Geld dazu gibt. Das heißt also, die Situation ist nicht ganz so unähnlich zu Italien. Comunque su questa tematica, quindi del rapporto tra l'entità centrale e le unità regionali, ecco, su questa tematica non esistono delle soluzioni che possiamo definire cosiddette appunto definitive. Vediamo appunto che c'è sempre la necessità di inserire e introdurre nuove leggi. Vi posso anche fare un esempio. 10 anni fa, a livello proprio del nostro Stato libero della Baviera, era stata esercitata una certa pressione a livello di Stato federato, quindi a livello di Bund, per portare avanti una riforma per il finanziamento dei